Usciamo da questa immagine meravigliosa, una 127 e un pallone incastrato sotto la marmitta. Mamma mia che bello, buongiorno Taranto, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione della musica di Cittadella. Buongiorno da Francesco Casula, buongiorno da Gisberto Nicoletti che insieme ci guiderà fino alle 9 con la parte tecnica, con la musica, i servizi e tutto quello che serve a mettervi nelle condizioni di affrontare una giornata in maniera consapevole, ma quale modo migliore se non quello di iniziare con la buona musica. Samuele Bersani, che vita, pezzacchione che arriva dal passato. E alle 7:22 di questo 3 giugno 2026 cominciamo a raccontarvi che cosa faremo oggi. Parleremo innanzitutto di emergenza incendi. Il caldo è ormai scoppiato, gli interventi dei vigili del fuoco continuano, anzi riprendono senza sosta e crescono ogni giorno di più, anche per colpa di coloro che non provvedono a ripulire di sterpaglie i terreni pubblici e privati. Avremo con noi oggi il comandante provinciale dei vigili del fuoco, Lorenzo Elia, e parleremo insomma della necessità di provvedere a questo compito, non solo per non incappare in una serie di multe e problemi giganteschi, ma anche insomma per evitare danni a cose e persone in caso di caldo particolarmente torrido. Poi parleremo dei voli civili da Grottaglie. Oggi il sit-in, l'open day all'Arlotta di Grottaglie con i consiglieri regionali. Avremo con noi Anna Grazia Angolano che ci racconterà le ragioni per le quali Grottaglie può ambire ad avere voli civili. Parleremo ancora di violenza e di armi, perché dopo la sparatoria di sabato pomeriggio anche Libera Taranto è intervenuta chiedendo ai cittadini di non abituarsi a tanta violenza che però fortunatamente è contrastata dalle forze dell'ordine, dalla squadra mobile, ma anche dai carabinieri che si avviano a festeggiare l'anniversario di fondazione dell'Arma. E con noi ci sarà oggi Antonio Marinucci, colonnello, comandante provinciale dei Carabinieri, e con lui cercheremo di raccontare i passi delle celebrazioni di quest'anno. E poi vi raccontiamo una storia bella, quella di Andrea, pensate, laureato in storia dell'arte, un dottorato di ricerca in arte medievale, un curriculum di quelli da paura tra Roma, Barcellona, che a un certo punto ha scelto di tornare a Taranto e ha detto: guardate che non è dequalificante, anzi. Vi racconteremo la sua storia e poi chiuderemo con il 2 giugno, non solo festa della Repubblica ma anche il Cozza Day. Ieri la prima edizione della celebrazione della Regina Nera del Mar Piccolo, un'idea di Monica Caradonna, uno spin-off di Ego Food Fest. Com'è andata la prima edizione ve lo raccontiamo tra un po'. Tra un po' vi raccontiamo tutto quanto, adesso però c'è l'oroscopo di Maia. L'oroscopo di Maia. Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maia e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, vi sentite sotto pressione, come se ogni scelta fosse una sfida contro il mondo. La vostra energia è potente ma disordinata e rischia di mettervi nei guai. Attenzione alle parole, potreste dire qualcosa che ferisce chi vi vuole bene. Toro, una nuova amicizia potrebbe rivelarsi molto più di quanto pensavate, trasformandosi in una relazione profonda e appagante. Il lavoro portato avanti con ottimismo regala belle soddisfazioni, soprattutto grazie a collaborazioni ben scelte. Gemelli, nella coppia la giornata sarà dolce e rilassata, mentre nel lavoro le ispirazioni vi aiuteranno a rendere più leggere anche le incombenze più noiose. Approfittate di questa energia creativa. Cancro, l'invito delle stelle è di mantenere un atteggiamento più leggero del solito. Per chi è solo si aprono occasioni per rafforzare delle belle amicizie. È un momento perfetto per sperimentare e usare di più. Leone, con il partner vivrete momenti carichi di nostalgia e tenerezza, mentre un confronto diretto con colleghi o familiari può portare equilibrio e serenità. La forma fisica e l'umore risultano al top. Vergine, giornata interessante per i cuori solitari, che potrebbero incontrare qualcuno capace di stuzzicare curiosità e sentimenti. Il lavoro arretrato può finalmente essere completato, soprattutto per chi lavora nel turismo. Bilancia, nelle relazioni di coppia emerge una possessività che rischia di generare tensioni. Chi lavora in proprio potrebbe sentirsi meno dinamico, incontrando qualche ostacolo nella gestione quotidiana. Scorpione,
I single vivono momenti di autentica felicità, mentre chi è in coppia apprezza la possibilità di condividere ideali e obiettivi con il partner. Nel lavoro, specialmente per chi gestisce un'attività propria, la giornata si preannuncia ricca di sfide. Sagittario. I cuori solitari cercano solo divertimento e spensieratezza, ma attenzione, chi è sempre scontento rischia di ritrovarsi da solo. Un viaggio di lavoro, anche breve, potrebbe risultare più faticoso del previsto. Capricorno. Chi è solo da tempo gode finalmente di un po' di relax, ma nel lavoro possono emergere piccoli malumori che rischiano di creare tensioni. Nella tarda mattinata la stanchezza si farà sentire, non strafate. Acquario. È il momento di ascoltare con pazienza il partner, evitando di chiudervi in voi. I single potrebbero affrontare discussioni o tensioni familiari, mentre nel lavoro la fatica inizia a pesare. Prendetevi delle pause. Pesci. I cuori solitari avvertono un nervosismo difficile da placare, mentre le illusioni rischiano di compromettere buona parte della giornata. Nel lavoro è necessario adottare un approccio più diplomatico. Oggi vi saluto con le parole del Mahatma Gandhi. Chi perde la sua individualità perde tutto. Ciao a tutte e a tutti. A domani con l'oroscopo di Maya. E grazie a Maya per averci raccontato quello che oggi raccontano le stelle. Noi cominciamo a dare un'occhiata invece alle prime pagine dei quotidiani. Corriere del Mezzogiorno apre con l'appello alla politica dell'ex senatore Procacci: Decaro diventi direttore d'orchestra e guidi una lista con Salis e Manfredi. Procacci, ex consigliere di Michele Emiliano, invita alla nascita di un progetto civico nazionale. Al centro della pagina invece nuovi incentivi e IRAP azzerata. Aprile, presidente di Confindustria Bali, così tratteniamo i giovani imprenditori. E intanto al centro della pagina un'intervista a Stefano Tacconi, ve lo ricordate, storico portiere della Juventus, che interviene su l'ospedale di San Giovanni Rotondo, i medici della Casa di Sollievo della Sofferenza, quella fondata da Padre Pio, ora al centro di una vicenda burrascosa per i debiti accumulati negli anni. Tacconi dice: i medici di Casa Sollievo ormai una parte di me, cosa desidero adesso? Aprire un ristorante. È tornato in Puglia, a Rutigliano, per una commemorazione delle vittime dell'Eisel. Vi ricorderete la finale della Juve di Coppa Campioni, negli anni 80. Andiamo a dare invece uno sguardo alla Gazzetta del Mezzogiorno. Viva l'Italia libera, il titolo del quotidiano diretto da Mimmo Mazza. Mattarella, noi figli delle migrazioni. Alla parata assenti Salvini e Conte. D'Alema, gli errori di Giorgia su Stati Uniti e Europa. Un'intervista all'ex presidente del Consiglio pugliese su Gazzetta. E poi a Lecce ha favorito i clan, fari dei pubblici ministeri a Lecce, tegola sulla giunta Poli Bortoni, accuse per l'assessore Guido, che fu assessore anche della giunta Perrone. Per lui è stata chiesta una condanna di oltre 6 anni di reclusione. Centro della pagina, cresce il turismo ma crolla l'industria, 700.000 addetti KO, Bari, deserto, zona industriale. E poi si chiude sulla prima di Gazzetta con ormai le 4 domande ai De Laurentiis, la battaglia della Gazzetta del Mezzogiorno per il Baricalcio. L'altro giorno, ricorderete, i tifosi hanno acquistato una pagina intera con De Laurentiis vattene da Bari. C'è proprio un messaggio chiaro nei confronti della proprietà del club biancorosso. Tra un po' però leggiamo tutti gli altri quotidiani, ora c'è la New Hit. Le 7.30 era la nostra New Hit e come promesso continuiamo a dare uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani dopo Corriere, Gazzetta e Coledicola. In Puglia, festa per 80 anni di libertà e democrazia. Iacorino racconta le tante cerimonie sparse nel territorio pugliese. Poi di spalla, terremoto, tanta paura, nessun danno. Mamma mia ragazzi, non so come sia andata a voi nella serata tra l'1 e il 2. Io ero sul divano, dormivo, tra l'altro dormiva anche mia moglie, eravamo accanto, ci siamo svegliati insieme
cioè proprio di soprassalto. Poi però in realtà lei è rimasta un po' spaventata, niente, io mi sono girato dall'altra parte e ho ripreso sonno. Ancora sull'edicola, al centro della pagina, la TAP ai comuni del Salento saltano gli indennizzi, spunta a sorpresa un decreto del governo. Insomma, dopo il danno anche la beffa per alcuni comuni del Salento. Andiamo invece a dare un'occhiata a Quotidiano di Puglia. Compensazioni, sale la tensione, la regione ricorso alla consulta, scontro anche con il governo, l'assessore di Sciascio non decide, TAP. Il tema è sostanzialmente lo stesso, braccio di ferro tra regione Puglia e governo sul nodo delle compensazioni per il raddoppio del gasdotto di Melendugno. L'assessore regionale allo sviluppo economico di Sciascio, che al Festival dell'Energia di Lecce aveva annunciato il ricorso alla Corte Costituzionale, replica le parole dell'amministratore delegato della multinazionale, che ha glissato sull'argomento, ha detto non è il momento di parlarne. Per l'esponente della giunta De Caro non decide TAP se sedersi al tavolo, spetterà alla consulta doversi pronunciare. Al centro della pagina di Quotidiano, della prima di Quotidiano invece, una foto degli alfieri della Marina Militare alle celebrazioni del 2 giugno ieri in Piazza della Vittoria. Il titolo è Festa con i giovani in piazza insieme per la Repubblica. E poi Vitetti, uniti per i giochi, non lasciamo sola la città dopo le bufere politica, insomma, tra lo scontro tra governo e comune a proposito dei fondi prima tagliati e poi reintegrati dall'esecutivo Meloni. Il primo cittadino ha cercato in qualche modo di seppellire l'ascia di guerra, ha detto non dividiamoci in quest'ultimo miglio verso la realizzazione dei giochi, ma rimaniamo uniti. Appello raccolto subito da Iaia di Fratelli d'Italia, che ha detto serve l'impegno di tutti. Insomma, pace fatta a Taranto, almeno in vista dei giochi. E poi tornano le crociere, nuovo percorso nel porto, domenica la partenza della stagione, pronta una strada pedonale per raggiungere le navi. E questo e tanto altro lo troverete su Quotidiano. E non solo, noi ora invece cominciamo i nostri approfondimenti, cominciamo a parlare dell'emergenza caldo con i vigili del fuoco. Avremo con noi il comandante provinciale Lorenzo Elia, ci dirà quali sono le misure da tenere presente per evitare guai. 39, siamo tornati in diretta e come annunciato parliamo di emergenza caldo, ma soprattutto di emergenza incendi. Con il ritorno delle temperature più alte sono già partiti gli interventi numerosi anche dei vigili del fuoco, spesso a causa anche e soprattutto di sterpaglie non pulite. A Martina Franca nei giorni scorsi purtroppo anche un'altra vittima, un uomo, un ultra ottantenne che stava dando alle fiamme le sterpaglie del suo terreno privato e probabilmente a causa del vento forte e di un malore probabilmente a un certo punto è stato travolto dalle fiamme e per lui non c'è stato nulla da fare. Un'altra storia terribile come quella che si aggiunge a quella di Rita Fasanella, ve la ricorderete, una donna di o anche lei ultra ottantenne che perse la vita dopo quel grave incendio di Marina di Pulsano, di Lido Silvana. E anche in quella occasione in realtà diversi sono gli indagati, le persone finite sotto accusa, non enti pubblici ma privati cittadini, che non avrebbero provveduto a ripulire i terreni propri dalle sterpaglie e da una serie di materiali come dire appunto che possono essere incendiati, che possono prendere fuoco e praticamente quei terreni si trovavano esattamente sulla linea di fuoco che hanno permesso alle fiamme di diventare così imponenti a Pulsano. Insomma, non provvedere a ripulire un terreno incolto sia per gli enti pubblici che per gli enti privati può diventare anche fonte di guai dal punto di vista penale. Alcuni, come vi dicevo, anche di enti pubblici, di responsabili per esempio di funzionari del comune di Pulsano sono finiti nell'inchiesta proprio per non aver eseguito lo sfalcio o la pulitura anche insomma di
parti a bordo strada, ma soprattutto tutto questo porta a un super lavoro nei confronti dei vigili del fuoco che deve durare davvero tanto tempo. Ne chiediamo conferma al comandante Lorenzo Elia, che è in collegamento con noi. Buongiorno comandante, ben trovato. Buongiorno a voi, bentrovati a voi. Dicevamo comandante che è un super lavoro a volte anche per il mancato lavoro di enti pubblici ma anche di privati nel ripulire terreni da erbacce, sterpaglie, che spesso purtroppo diventano causa, come abbiamo visto all'epoca a Pulsano, oggi, qualche giorno fa purtroppo anche a Martina Franca, di tragedie vere e proprie. È un compito, come dire, ormai quasi di tutela della collettività, quello di provvedere a ripulire i propri terreni, o sbaglio? Sì, assolutamente sì. Anche quest'anno con la prefettura in tempo congruo era stata fatta una riunione con gli enti preposti in maniera tale che sensibilizzassero o comunque loro attuassero tutta questa serie di misure preventive che tendono a ridurre quello che è il rischio di incendio, di vegetazione o di sterpaglie, perché purtroppo molto spesso l'incendio boschivo vero e proprio, o comunque quello di interfaccia, che poi è quello che interessa le strutture, che possono anche essere abitazioni, anche strade o impianti di trasmissione, sia linee telefoniche che linee elettriche, partono sempre da incendi di vegetazione, intesa sterpaglia, che non essendo stata controllata, pulita, come dire, in qualche maniera rispettata quella che è la fascia di sicurezza intorno ai terreni, poi diventa incontrollabile, soprattutto quest'anno dove le notevoli precipitazioni che ci sono state nel periodo precedente, quello primaverile, hanno comportato una grande crescita appunto della vegetazione. Questo per voi significa anche oggettivamente aumento di rischi, super lavoro, in una condizione in cui, lo ricordiamo, i vostri organici non è che proprio sorridano a tutto questo, comandante, o sbaglio? Sì, guardi, a me piace utilizzare i dati numerici perché quelli difficilmente possono essere non realistici o interpretabili. A maggio dell'anno scorso noi abbiamo registrato 31 interventi per incendi di vegetazione. Quest'anno ne abbiamo registrati 45, quasi 50, quindi è un incremento solo a maggio del 25%. Nei primi 2 giorni di giugno invece siamo già, perché ovviamente questa è una situazione che si sta acuendo giorno per giorno in questo periodo, perché caldo e vento sono le condizioni peggiori o comunque più favorevoli allo sviluppo di questo tipo di incendio. Solo nei primi 2 giorni di giugno siamo arrivati a quota 50, che è quasi il 25% degli interventi complessivi che facciamo. Come un attimo comandante, in 2 giorni 50 interventi, ho capito male, o a 50 assolutamente sì, aggiungendolo a maggio? No. Cioè solo 2 giorni? Siamo a 50, solo in 2 giorni 50 interventi, che per fortuna al momento sono tutti, come dire, limitati a incendi di sterpaglie, perché stiamo ancora riuscendo a gestirlo in collaborazione con i volontari di protezione civile regionali, più anche personale dell'ARIF, che nonostante ancora non sia partita la convenzione con la Regione Puglia, che è quella che in qualche maniera ci consente di avere delle risorse WWF in più, però grazie alla collaborazione con il personale comunque della Regione, ripeto, volontari di protezione civile e personale ARIF, con un coordinamento che stiamo gestendo nel miglior modo possibile, riusciamo a gestire questi interventi, però comporta comunque un super lavoro che ovviamente distoglie le squadre da quelle che possono essere le altre. Comandante, le devo fare un'ultima domanda, le richiedo una risposta flash, ma voi fate i protocolli con la prefettura, diciamo che obbliga, diciamo, comuni, privati a una serie di azioni, ma chi deve controllare che lo facciano?
Sono le amministrazioni locali che dovrebbero, tramite le loro strutture, dovrebbero verificare che le ordinanze svolte comunque il rispetto della norma sia applicato. Però è una cosa abbastanza complessa che dovrebbe partire dai cittadini stessi, che dovrebbero essere più, come dire, ligi nel rispetto delle regole. Grazie al comandante Lorenzo Elia, grazie davvero per averci raccontato questi numeri. Cercheremo insomma anche noi di fare la nostra parte, provare a sensibilizzare enti pubblici e privati. Grazie comandante, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Noi ci fermiamo invece, c'è un po' di pubblicità. Quando torniamo parliamo di altro, parliamo di voli civili da Grottaglia. Restate con noi. Il mattacchione di Gisberto Nicoletti sceglie un pezzo che dice sì viaggiare quando dobbiamo parlare di aeroporti e di voli civili. Quindi cominciamo con Lucio Battisti per parlare dell'Open Day all'Arlotta di Grottaglie. Oggi il comitato che l'ha organizzato ospita anche alcuni consiglieri regionali che sostengono la richiesta del movimento, e tra questi anche Anna Grazia Angolano del Movimento 5 Stelle, a cui diamo il bentornato qui a Cittadella. Buongiorno. Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori. Ci diamo del tu perché siamo colleghi giornalisti, lo dico per chi ci sta ascoltando e ci sta guardando, perché di solito diamo del lei, però ecco, è inutile fare gli ipocriti. Anna Grazia, oggi a sostenere le tesi del comitato che chiede voli di linea da Grottaglie contro un piano nazionale che invece ha sostanzialmente escluso questa possibilità, affidando a Grottaglie il ruolo di cargo, o sbaglio? Sì, però è bene fare anche una precisazione, perché anch'io pubblicamente mi sono espressa dopo la diffusione dei contenuti del PNA, no? Del Piano Nazionale Aeroporti, dicendo e sostenendo con gran forza e anche con un pizzico di risentimento e di rabbia per il mio territorio, che il piano in qualche modo avesse penalizzato ancora una volta l'Arlotta. Però attenzione, perché poi noi che per tanto tempo io parlo di me, tu continui, fatto questo mestiere, sappiamo bene in coscienza che è importante e fondamentale dare peso alle parole e analizzarle. Penalizzato sotto il profilo comunicativo, attenzione, perché ha etichettato l'Arlotta ancora una volta esclusivamente a cargo, esclusivamente a quel tipo di categoria. Però nei fatti il PNA può essere comunque rimodulato, cioè quello che il PNA lancia come messaggio è un riferimento alla cosiddetta vocazione aeroportuale, no? Sì. In base a tutto a tutti i dati che si sono raccolti negli anni. Ciò non toglie, e lo sottolineiamo con l'evidenziatore, che l'Arlotta possa essere comunque utilizzato nel prossimo futuro anche ai voli passeggeri di linea. Io, quando ho parlato di penalizzazione, l'ho fatto sotto il profilo comunicativo, e come etichettare e un po' buttarsi avanti dicendo vabbè, l'Arlotta serve sostanzialmente a quello, invece dagli altri aeroporti i passeggeri ci saranno e voleranno. Io ricordo ancora una volta che quell'aeroporto è lì e sono stati investiti soldi pubblici, risorse ingenti. L'ultima tranche è quella del 2019 con 9 milioni di euro. È un aeroporto che nasce per far volare. Non esistono in Italia aeroporti che stanno lì per fare, per garantire voli futuristici di cui si è parlato in questi anni, ma di cui non si è vista traccia concreta e pratica. Tra l'altro del PNA si conferma ancora questa roba dello spazioporto e soprattutto anche del ruolo di cargo, fa riferimento. Anna Grazia, guarda, qualche che tempo fa. Scusa, perdonami se aggiungo questo perché è importante. Attenzione, il fatto che ci sia una destinazione, una vocazione cargo, tecnicamente lo dico, non esclude l'altra possibilità. Ci sono altre città italiane
mede europee. Ecco, mi permettevo proprio di portarti un mio esempio, diciamo che magari serve a poco, però qualche tempo fa con mia moglie siamo volati su Saragozza. Saragozza era un hub gigantesco guardando l'aeroporto, cioè erano tutte merci che venivano, però c'erano, diciamo, alcuni voli di linea che arrivavano interni dalla Spagna o dall'estero che permettevano, diciamo, dei collegamenti. Anche questa probabilmente è una soluzione, anche perché, diciamoci la verità, abbiamo un aeroporto a Brindisi e uno a Bari che servono, diciamo, gran parte del territorio. Noi potremmo asservire una parte della Basilicata, ma forse non abbiamo numeri per poter pretendere, come dire, di diventare la nuova, che ne so, Bergamo o Linate, o sbaglio? No, allora, intanto ti ringrazio per questo input, perché mi dà la possibilità di dire qualcosa che probabilmente di cui non si parla spesso, ma in tutti i principali aeroporti europei, ma anche italiani, le attività cargo, come tu hai ricordato, convivono con i voli passeggeri attraverso una programmazione, investimenti, pianificazioni industriali. Cioè noi abbiamo Milano, Roma. Poi ci sono realtà grandi come quelle europee, Bruxelles, Parigi, Francoforte, Londra, Istanbul, guarda, ce ne sono tanti, ma ci sono anche città più piccole come Lipsia e Colonia in Germania. Guardate che da Bari c'è il cargo e ci sono i voli passeggeri di linea. Cioè non dobbiamo andare troppo lontano, occorrerebbe ricordare, ecco perché come dicevano i latini ripetita Juvent, noi cogliamo l'occasione per l'iniziativa di oggi per ricordare e rimarcare ancora una volta che c'è da parte di una politica la volontà a portare a termine quello che qualcuno erroneamente, a mio avviso, seppure in buona fede, definisce un sogno, ma non è un sogno, quello è un diritto del territorio, un diritto sacrosanto, sancito costituzionalmente. E allora, fino a che la politica non si prenderà la responsabilità pubblica di dire: mi dispiace signori, abbiamo scherzato fino adesso, tutti i vostri soldi sono stati investiti, ma qui dobbiamo fare, che so, studi futuristici, serve soltanto per il cargo, eccetera. Allora, fino ad allora, io sarò in prima linea a combattere per poter capire fino in fondo quali sono ancora gli ostacoli per poter aprire questo aeroporto. Grazie. E mi piace... Prego, chiuda perché siamo in ritardo. Sì, mi piace sottolineare che non sono sola. Oggi ci saranno con me e con le due colleghe con cui abbiamo intrapreso questa iniziativa, ma io sono certissima che a fianco mi troverò anche i rappresentanti del territorio, di altre forze politiche, anche dell'opposizione, perché dobbiamo essere uniti per il territorio e sono certa che sarà così. Grazie ad Anna Grazia Angolano del Movimento 5 Stelle, consigliera regionale, buona giornata e buon lavoro. Grazie, buon lavoro a voi. Noi ci fermiamo, c'è il giornale radio, la musica, e quando torniamo invece vi parliamo di armi e violenza e del no dettato da Libera Taranto. Tra pochissimo. 9 minuti dopo le 8, bentornati in diretta, questo è Buongiorno Taranto sui 96.5 sul canale 94 del digitale terrestre. Siamo tornati seconda ora insieme, cominciamo parlando di armi e di violenze. Dopo la vicenda, l'omicidio di Bacari Sacco, che ha sconvolto la comunità tarantina e non solo, sabato pomeriggio un nuovo fatto di sangue, una sparatoria al rione Tamburi avvenuta, pensate, per colpa di un sorpasso azzardato di una precedenza non data, una questione, diciamo, immediatamente risolta dalle forze dell'ordine, ma che in qualche modo descrive in maniera chiara una situazione particolarmente complicata che porta con sé almeno due elementi. Il primo è la diffusione, diciamo, di armi in maniera eccessiva, incredibile. Praticamente chiunque ha una pistola o riesce a reperire una pistola, almeno a Taranto. L'altra invece è anche un rischio di paura che si riscontra nelle strade. A tutto questo ha chiesto di opporsi Libera Taranto attraverso una nota. Remo Pezzuto, referente dell'associazione Nomi e Numeri contro la mafia, ha chiesto alla cittadinanza, alla comunità, di non rassegnarsi a questo clima di violenza. Noi stiamo per
collegarci con Remo. Nel frattempo, diciamo, vi ricordo velocemente che la vittima della sparatoria dei tamburi si chiama Giuseppe De Rubertis ed è stato ferito da un proiettile all'addome e ricoverato in prognosi riservata, ma non è fortunatamente in pericolo di vita. Il suo aggressore invece, il 25enne Vincenzo Dell'Anna, è stato fermato dalla squadra mobile dopo che si è tra l'altro anche costituito proprio lui agli agenti della polizia, e nelle prossime ore per lui è fissato l'interrogatorio di convalida del fermo. Ora diamo il benvenuto, anzi il bentornato qui a Cittadella, a Remo Pezzuto, referente di Libera Taranto. Buongiorno Pezzuto, ben trovato. Buongiorno a te tutti, buongiorno Ciccio. Allora, l'appello è quello di non rassegnarsi a questa violenza e in qualche modo di far sentire la presenza civile, la presenza di una comunità che ripudia la violenza sotto ogni forma. Sì, noi in questi anni abbiamo visto una recrudescenza della violenza nella città di Taranto. Ci sono stati tantissimi omicidi, voglio anche ricordare l'ultimo di poco più di 3 settimane fa di Bacarisaco, omicidi tragici in città, non soltanto legati quindi a motivi di razzismo, ma anche legati a omicidi della criminalità organizzata. Quello che ci preoccupa è che in città si sia quasi assuefatti, come se la normalizzazione della violenza, delle uccisioni, sia qualcosa di assolutamente passabile all'interno della società civile. E quindi quello che diciamo è che oggi non ci si può rimanere indifferenti rispetto a quello che sta accadendo in città, e serve una presa di posizione netta, non soltanto delle istituzioni ma soprattutto delle cittadine e dei cittadini, che devono prendere coscienza anche di un ruolo attivo di monitoraggio civico che hanno nei confronti della comunità. E serve che tutte le forze della città, le forze sane, lo abbiamo sempre definito così, facciano rete, facciano squadra contro queste forme di criminalità e di violenza. Remo, mi pongo una domanda. Se diciamo un cretino per un sorpasso, per una precedenza non data, per una lite futile, diciamo come in questo caso, no? Cioè prende un'arma e spara a qualcuno, che cosa può fare la comunità? Intanto c'è un problema che abbiamo sottolineato più volte: la presenza di armi in città. A manetta. E questo è un problema, nel senso, non soltanto le armi legali ma anche le armi illegali che proliferano e quindi generano anche, in casi stupidi come questo, l'esigenza di dover regolare immediatamente i conti in maniera quasi giustizialista, e poi la presenza anche nel senso di personalità che utilizzano le armi con una facilità, e la comunità deve assolutamente denunciare questi fatti, perché può accadere a tutti di diventare vittima di chi in maniera quasi indifferente pone fine alla vita di chi gli sta accanto. È vero, però è anche legittimo, diciamo, è anche legittimo. Ora, diciamo, sicuramente il clima di omertà diffuso non aiuta oggettivamente, però io mi sento di dire una serie di cose. È vero che da un lato, no, la gente ha paura, è altrettanto vero che oggettivamente dall'altro le forze dell'ordine e la magistratura hanno dimostrato una capacità di conoscenza del territorio e di risoluzione di una serie di questioni che in qualche modo ci fa sentire protetti, o sbaglio? Sì, assolutamente. Le indagini su Bacarisaco, ma anche queste c'è stato, si è consegnato alle autorità giudiziarie immediatamente, però nel senso c'è una risposta, ma quella risposta è una risposta repressiva. Noi dobbiamo lavorare preventivamente sul territorio in maniera culturale, prima di tutto, per marginalizzare
tutti questi fenomeni e far capire che la violenza non è assolutamente possibile in città, ma non soltanto nella città di Taranto, non è la risposta che la comunità esige rispetto anche a una richiesta certamente legittima di sicurezza rispetto a questi fenomeni che davvero fanno paura. E allora grazie a Remo Pezzuto, grazie a Libera Taranto per essere stati con noi anche questa volta, buona giornata e buon lavoro. Grazie e buona giornata, grazie a te. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, quando torniamo parliamo, a proposito di Forze dell'Ordine, della festa dell'Arma dei Carabinieri. Sarà con noi il comandante provinciale, il colonnello Marinucci, quindi mi raccomando restate su Cittadella. E viva l'Italia, l'Italia repubblicana, quella del 2 giugno, ieri le celebrazioni in piazza, ma in questi giorni stiamo assistendo anche al racconto dell'Italia attraverso la figura dei Carabinieri. Una mostra al Castello Aragonese da qualche giorno ci prepara alla festa dell'Arma che si celebrerà di qui a qualche ora. Insomma, diamo il bentornato qui a Cittadella al comandante provinciale dell'Arma, il colonnello Antonio Marinucci. Buongiorno comandante, ben trovato. Buongiorno Francesco e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, una mostra che racconta un po' tra arte e storia la figura dei carabinieri, la presenza dei carabinieri a Taranto in passaggi cruciali come l'Unità d'Italia, ma anche lo stesso 2 giugno del 46 e quindi diciamo questo cambio di forma repubblicana, di forma istituzionale da monarchia a repubblica. Partiamo da qui, poi arriviamo diciamo ai festeggiamenti che insomma vivremo tra qualche giorno per la fondazione dell'Arma. Colonnello, un evento che tiene insieme diciamo più aspetti da cui guardare l'Arma, o sbaglio? Assolutamente, proprio questo è stato il fil rouge al quale mi sono ispirato, ci siamo ispirati, cioè il far leggere l'Arma sotto più punti di vista. Ecco, questa della mostra è stata un'idea che abbiamo condiviso con l'Archivio di Stato, il maestro Valeno, una realtà pugliese, insomma, autore tra l'altro del calendario dell'Arma, e abbiamo insieme messo con il supporto logistico ovviamente della Marina che ci ha fornito la disponibilità del castello e del dottor Caradonna che ci ha fornito tutti i cimeli storici dell'Arma. Siamo riusciti ad allestire questa lettura storico-artistica dell'Arma dei Carabinieri. Noi invece fra qualche giorno celebreremo l'anniversario della fondazione dell'Arma. Colonnello, quest'anno che cosa ci aspetta? Quest'anno ci aspetta una ricorrenza, un compleanno, il 212esimo compleanno dell'Arma all'interno del nostro comando provinciale, ovviamente con tutte le autorità, dove andremo a sottolineare 2 passaggi fondamentali. Uno che poi riguarderà anche la bandiera dell'Arma, cioè la tutela del lavoro, il servizio svolto dai carabinieri del Comando Tutela per il Lavoro proprio a tutela delle vittime fragili nel mondo del lavoro. E dall'altro le tradizioni dell'Arma, tradizioni che sono tanto radicate nel tempo quanto assolutamente moderne, come la nostra mostra che ci ha fatto vedere diciamo che un caso di violenza di genere del 1925 a Mottola era tanto passato quanto attuale. E soprattutto devo dire che a me è piaciuto un sacco il racconto attraverso i documenti forniti per esempio dall'Archivio di Stato dei messaggi che riguardano proprio il momento del passaggio istituzionale, no? Da monarchia a repubblica, momento, diciamoci la verità, anche di profondo cambiamento e anche un po' di confusione, di paura in quegli anni. I carabinieri in quel momento, lo si legge attraverso i messaggi dei prefetti, diventano in qualche modo anche una figura a cui diciamo la comunità guarda per sentirsi al sicuro in quei momenti. Sì, diciamo che questa è stata proprio una chicca che ha voluto la direttrice, la dottoressa Esposto, la direttrice dell'archivio, ma in quel momento storico, diciamo, ma in tutti i momenti storici in cui c'è un momento di passaggio istituzionale si cercano punti di riferimento, e su questo, consentitemelo, l'Arma dei Carabinieri ha sempre rappresentato un punto stabile per la collettività. Dove si cerca aiuto c'è sicuramente una stazione dei carabinieri, c'è sicuramente un militare che risponde ci sono e che punta alla tranquillità delle persone e all'ordinato vivere civile.
E allora, comandante, non resta che rinnovare l'appuntamento per la festa dei Carabinieri, che è il 5 giugno, dico bene? Sì. Ok. Sì, 5 giugno la celebreremo in serata intorno alle ore 19, proprio anche per consentire, visto il clima e le temperature, di poter godere di un momento di festeggiamento e di cerimonia in maniera anche nella frescura, diciamo. Grazie al colonnello Antonio Marinucci, comandante provinciale dei Carabinieri, per essere stato con noi. Grazie davvero, buona giornata e buon lavoro. Grazie Francesco, un saluto a tutti della redazione e a tutti i radioascoltatori. E allora noi invece adesso ci fermiamo per un po' di musica. Quando torniamo vi diamo un po' di aggiornamenti di cronaca. Nel frattempo vi lasciamo in compagnia di Alex Warren. Questa è Fever Dream. Alle 8:30 la nostra news. E ora permettetemi di mettervi un po' di buon umore, ironicamente, questa mattina, perché se state in auto e ci state ascoltando in radio, non escludete l'ipotesi che la vostra auto esista già da un'altra parte, e cioè che la vostra targa stia circolando in Italia da qualche altra parte a vostra insaputa, soprattutto se l'auto l'avete comprata da poco tempo, magari attraverso una piattaforma di quelle online in cui si prendono contatti direttamente con i venditori. Perché con pezzi di auto rubate tra Taranto, Brindisi e Lecce, un gruppo rigenerava auto incidentate con targhe clonate e documenti falsi e le rivendeva su piattaforme online a prezzi particolarmente vantaggiosi. Così, una volta rimesse sul mercato, nel territorio italiano c'erano almeno 2 auto che circolavano con la stessa targa. È un business da centinaia di migliaia di euro, portato alla luce dalla procura di Brindisi con l'inchiesta Taurus, che poche ore fa ha portato all'esecuzione di 6 misure cautelari. In carcere sono finiti un 44enne di Latiano e un 35enne e un 30enne di Brindisi, e poi altre 2 persone sono finite ai domiciliari. L'accusa nei loro confronti è quella di aver messo su una vera e propria associazione a delinquere che sostanzialmente portava avanti queste forme di riciclaggio. C'erano dei gruppi che rubavano le auto. Qualcuno dell'associazione invece acquistava scocche incidentate direttamente, magari sai, dalle compagnie assicurative che le rivendevano a 4 soldi. Queste scocche incidentate venivano poi riempite con i pezzi smontati dalle auto rubate. A quel punto veniva o modificato il numero del telaio o aggiunta una targa clonata, cioè la targa di un'auto estranea alle vicende, che a un certo punto esisteva anche da un'altra parte, con i documenti falsi e tutto il resto. Si produceva anche un falso libretto di circolazione e l'auto veniva messa a quel punto in vendita sui siti online e qualcuno ignaro lo acquistava. L'indagine è stata condotta dagli agenti della polizia stradale di Taranto agli ordini dell'ispettore Leonardo Maiorino e coordinata dai pubblici ministeri di Brindisi, che e dove si è in qualche modo instaurata la competenza territoriale per l'esistenza di un'associazione a delinquere, e come detto stamattina ha portato all'arresto di 4 persone. Altre 2 hanno ricevuto invece l'obbligo di firma. Complessivamente invece sono 16 le persone coinvolte nell'inchiesta. Ora, se state portando una macchina acquistata da poco su qualche sito, fate 2 cose. La prima, andate a dare un'occhiata a pagare il bollo. Se è già pagato o se ce ne sono degli altri da pagare, vuol dire che forse qualche problema ce l'avete, perché tutta la vicenda è venuta a galla così, proprio da un uomo che è andato per pagare il bollo e ha detto no, è già pagato, e quello diceva ma com'è possibile, la macchina è mia, e invece la macchina era già intestata a qualcun altro, insomma. E la seconda cosa, fate dare un'occhiata alla corrispondenza tra telaio e targa, così, giusto per stare tranquilli. Servizio pubblico di Cittadella. Ci fermiamo un attimo, tra un po' invece vi raccontiamo storie belle, quella di Andrea che dopo uno studio incredibile ha scelto di tornare a casa a Taranto e ha detto non è dequalificante, anzi. Alle 8:41. E adesso invece, come detto, vi raccontiamo la storia di Andrea, un ragazzo di Taranto laureato in storia dell'arte con un dottorato di ricerca in arte medievale e tanti anni di studi tra l'Italia e la Spagna e l'estero, e poi a un certo punto la decisione: torno a Taranto, torno a casa, e ai microfoni di Cittadella ha raccontato non è dequalificante, anzi. Ascoltate la sua storia al microfono di Valentina Castellaneta.
perché hai deciso che vuoi stare a Taranto? Bella domanda. È una domanda a cui potrei rispondere in maniera diretta e dirci perché è casa. Ma la realtà dei fatti è che non lo è mai stata più di tanto. Almeno nella mia adolescenza mi è sempre stato insegnato che dovevo andare via per valere qualcosa di più, almeno, o per farmi valere fuori, che come qui non fosse possibile sostanzialmente avere un futuro. Per decenni hanno insegnato ai tarantini che per fare carriera l'unica strada possibile forse era quella di fare la valigia. Per valere qualcosa devi andare via, dice Andrea. È il mantra che ha spinto intere generazioni di giovani a cercare fortuna lontano da casa, lasciando alle spalle sogni e competenze. Ma cosa succede quando la rotta si inverte? Oggi a Taranto c'è chi ha deciso di andare controcorrente. Non so se definirlo un demansionamento o dimensionare le proprie aspettative, oppure semplicemente renderle più umane, cioè nel senso più accettabili. Ma io in realtà il mio desiderio sarebbe sempre quello dell'insegnamento, quindi l'insegnamento in realtà una città può valere anche l'altra, che è anche un lavoro che qualora nella speranza di riuscire ad entrarci, è un lavoro che comunque puoi svolgere dappertutto. E la domanda è perché non qui? Andrea Ghionna ha 29 anni, dottorando di storia dell'arte medievale, dopo aver vissuto tra Roma e Barcellona, ha scelto di tornare. La domanda che gli facciamo è la più semplice, eppure la più complessa: perché hai deciso di tornare? In una fase di incertezze ho trovato che questa città potesse tornare ad essere casa. Inizialmente è stato quindi il ripiego, no? Il dover rientrare in una fase in cui la vita sembrava a tutti quanti un po' impazzita, qualcosa di inaudito rispetto a quello che potevamo immaginare. Poi però ho ricominciato a mettere radici, o forse mai come oggi ho messo radici nella mia città, e ho iniziato forse a guardarla con occhi diversi, no? Gli occhi di chi comunque per 5 anni di università era stato fuori e aveva avuto modo di viaggiare anche per il Sud Europa, conoscere altri contesti, vivere anche esperienze formative fuori. Sono rientrato e ho iniziato a vedere un po' con quegli occhi, che non erano più quelli della semplice fuga da ragazzino, la mia città. Questo non ha significato sostanzialmente un amore incondizionato o uno spirito acritico, ma ha evidenziato probabilmente una realtà molto più dinamica e probabilmente vera, nel senso che qualsiasi realtà dove uno si trova a vivere ha aspetti positivi e negativi, e la situazione di oggi a livello lavorativo, a livello sociale, spesso ci lascia orfani di un posto a cui ci sentiamo di appartenere. I numeri però, dati di Uniba alla mano, raccontano ancora un divario abissale. Se è vero che il 67% dei giovani sogna di costruire il proprio futuro a Taranto, solo il 7% riesce effettivamente a restare. Un'emorragia che la città cerca di arginare non solo con le politiche, ma attraverso la riscoperta del proprio valore culturale. Eppure i numeri sulla qualità della vita per i giovani dicono il contrario. Taranto è fanalino di coda. Perché non provare a vedere se in questa crisi c'è spazio per ripartire da dove tutto iniziato? La speranza poi è quella che ci sia anche un futuro, però posso dire che ora vorrei iniziare da qui. Per Andrea e per tanti altri restare non è un demansionamento, ma una sfida. È la scommessa di chi ha capito che la qualità della vita non si misura solo con la distanza da un centro nevralgico, ma con la capacità di costruire valore dove si è scelto di vivere. Io credo che oggi bisogna guardare con realismo, ma allo stesso tempo ricordandosi da dove si viene, e la storia da cui veniamo negli ultimi 20 anni non è sempre stata così florida. Oggi forse c'è un qualcosa che ispira più fiducia rispetto al passato, almeno a me è così. E grazie a Valentina, grazie anche ad Andrea per questa bella testimonianza. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, quando torniamo invece parliamo del 2 giugno, non solo Festa della Repubblica, da ieri anche Cozza Dei. Restate con noi. 8.52 è il nostro pezzo dal passato, e adesso invece noi restiamo al presente, perché se fino a ieri il 2 giugno è stato esclusivamente la Festa della Repubblica, tra l'altro festa giovane riportata in voga dall'ex Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, se non ricordo male, da ieri in Puglia forse c'è un'altra celebrazione, è quello della Cozza Dei, lo spin-off
di Ego Food Fest, Ego Cozza Fest, ideato sempre da Monica Caradonna, ha lanciato una proposta a cui hanno aderito oltre 60 ristoratori in Puglia, e cioè inserire la regina nera dei Due Mari di Taranto nel menù del 2 giugno. Anche a Taranto ovviamente c'è stato un momento tra show cooking e poesia, ma ci racconta tutto la nostra Federica Pompamea. Cozza, oh Cozza, tu sei l'emblema per le tarantine, più di tarassa cavata tu delfina. È stata la poesia interpretata dall'operatore culturale Giovanni Guarino, lode alla regina nera di Taranto, ad inaugurare l'edizione 0 del Cozza Day, lo spin-off di Ego Food Fest. Il progetto culturale ideato dalla giornalista Monica Caradonna è giunto all'8ª edizione, che ha trasformato il patrimonio enogastronomico pugliese in strumento di conoscenza, promozione e sviluppo del territorio. L'evento, organizzato al centro ittico in Città Vecchia, ha accolto tutti i cittadini e le cittadine con uno show cooking realizzato dallo chef Valerio Ferri, che per l'occasione ha cucinato i tradizionali tubettini alle cozze. Oggi è solo tradizione, perché volevo portare anche un po' della mia famiglia qui. Una degustazione che per il mitilicoltore Luciano Carriero ricorda la storia e l'identità di un prodotto, oggi presidio Slow Food, che affonda le sue radici in un territorio da sempre legato al suo mare, ma soprattutto valorizza il lavoro e il sacrificio quotidiano dei coltivatori di mitili. Un appello che vorrei fare a tutti i consumatori: comprare le cozze nei circuiti legali. Nelle pescherie chiedete la tracciabilità. Dovete essere sicuri che comprate le cozze tarantine, perché si aiuta un settore identitario della nostra città e tante famiglie che vivono da questo settore. Siamo tanti, tutti i ragazzi di Taranto Vecchia, Tamburi, quindi il tessuto sociale della nostra città. Un evento diffuso che ha coinvolto i cuochi di tutta la regione. Sono 60 infatti i ristoranti e le pizzerie che hanno aderito all'iniziativa, proponendo nei loro menù un piatto a base di cozze tarantine. Un'azione corale necessaria per Monica Caradonna per far conoscere la qualità, la bellezza e la bontà del prodotto tarantino, incentivando così anche l'economia e il turismo. Secondo me è fondamentale questa coralità con cui i cuochi e pizzaioli di tutta la Puglia hanno accolto il nostro appello, hanno accolto il nostro invito, e oggi mi stanno arrivando foto veramente da tutti i ristoranti, da tutte le pizzerie che stanno preparando i piatti con la cozza, quando magari non avevano mai avuto nel loro menù questo prodotto fantastico. È soltanto un primo passo, perché adesso dobbiamo istituzionalizzarlo. Noi l'abbiamo proposto al Comune, mi auguro che con l'assessore Cosa si inizi questo percorso, perché ogni anno il 2 di giugno si celebri il Cozza Day. E io ricordo anche una birra dedicata alle cozze, la Black Diva mi sa che si chiamava. Io assaggiai a Roma in un pub che si chiamava In Officina, di alcuni amici e colleghi, che Corridolfi, Stefano Maria Bianchi, ma credo che anche al Tabir da Marzio, via Cavour, faccio un po' di pubblicità tanto, come dire, credo che ci sia stata per un periodo, l'abbiano prodotta una birra alle cozze. Comunque torniamo al Cozza Day, invece, insomma, insieme alla bandiera italiana, anche quella diciamo dei mitili delle nostre parti. 8.57, noi siamo ormai in chiusura, non resta che ricordarvi l'appuntamento con il nostro TG alle 14 sul canale 94 per vedere tutte le notizie e gli approfondimenti di Cittadella TV, e poi di inviarci le vostre segnalazioni a segnalazioni@cittadellatv.it oppure su WhatsApp al 339 680 6868. Mi raccomando, allegateci video, messaggi, audio, tutto quello che può aiutarci a comprendere la problematica per poterla approfondire e raccontare. E infine non resta che darvi appuntamento a domani con Buongiorno Taranto dalle 7 alle 9. Grazie a Gisberto Nicoletti e a Michael Schino per aver guidato la parte tecnica. Mi raccomando, restate sui 96.5, restate su Cittadella.